No, io sono molto chiaro nelle mie posizioni. Noi abbiamo presentato nel 2006 in Parlamento una proposta di legge che riduceva pesantemente lo stipendio dei parlamentari. Quello era un risparmio vero che non toccava la rappresentanza. E questo per dire insomma, che si può agire anche in funzione di una riduzione dei costi del sistema se si agisce senza toccare quello che poi è il punto vero, insomma, il ruolo di rappresentanza della volontà popolare che ha il Parlamento e quindi anche la necessità insomma, che sia questa volontà popolare adeguatamente rappresentata. Noi siamo nel comitato per il no, sosteniamo il comitato per il no nazionale e quindi non abbiamo problemi da questo punto di vista. Io mi permetto solo di ricordare una frase importante di Umberto Terracini, che è uno dei firmatari della Costituzione italiana, il quale ebbe a dire che quando si comincia a parlare di riduzione del numero dei parlamentari, in realtà si vuole mettere in discussione il ruolo del Parlamento. Mi pare che questo sia il punto. Non è soltanto una questione di tecnicismi, è una questione politica, perché in realtà con questo tipo di operazione si va a mettere in discussione quello che è proprio il ruolo del Parlamento, che per la Costituzione italiana rappresenta la volontà popolare. Io penso che, che bisogna andare a votare no, e che bisogna essere coerenti con quella che è l'impianto della nostra Costituzione, perché l'impianto della nostra Costituzione è molto chiaro e non può essere modificato, diciamo così, in questa maniera. Sì, c'è una crescita sì, dell'interesse attorno alle posizioni del no e credo che questo sia il frutto di un lavoro importante di argomentazione delle posizioni che lo sostengono. Penso che la partita sia ancora aperta e che questo indichi anche come tutta una narrazione tossica che è stata fatta in questi anni sulla rappresentanza come casta trovi insomma un punto di contraddizione con la realtà. Insomma. Noi abbiamo un ministro degli esteri che si chiama Luigi Di Maio, il quale dice che il no è sostenuto dall'establishment. Questo non è affatto vero, ma mi pare evidente leggendo i quotidiani insomma, nazionali che sono, come dire, sicuramente in larga parte portavoce del vero establishment del paese, ma lui stesso, in quanto ministro degli esteri, non può chiamarsi fuori, insomma, cioè ha un ruolo istituzionale e un ruolo politico così importante per cui non si può certo chiamare fuori da questo aggregato insomma, dell'establishment.